Angelo Guizzo, al termine di questo 71esimo trofeo Piva, un finale da pelle d'oca, quante emozioni da presidente? Tante, anche qualche lacrima, ma di soddisfazione. Non pensavo, anche perché si pensava a una gara dura, ma che arrivassero un centinaio addirittura vuol dire che abbiamo un movimento molto forte. San Vigilio sicuramente rimarrà, come ha detto Beppe Conti alla presentazione, secondo me rimarrà un punto fermo degli ultimi 2 chilometri del Piva. È una grande internazionale, grande tradizione. Per ogni atleta che partecipa vincere qui significa entrare in un albo d'oro di grandissimo rispetto. Da un'ora e mezza ho lasciato Maurizio Fondris e quando gli ho detto che venivo qui ero emozionato perché l'aveva vinta anche lui in passato, quindi evidentemente è una corsa che segna la differenza e lo vediamo anche dal grande pubblico e soprattutto dalle tante squadre che partecipano, che iniziano a iscriversi addirittura nei mesi dell'anno precedente, per cui è una corsa ambita. Sono molto felice, gli organizzatori hanno tentato di cambiare il percorso mettendo asperità anche nel finale per aumentare la selezione, però insomma devo dire che il risultato è appagante, il pubblico si è divertito, gli atleti l'hanno ben interpretata e mi dispiace che non abbia vinto un italiano, siamo sul podio, però insomma come dire battiamo le mani al più forte e in questo caso se l'è meritato. So it was extreme hilly, so we had 9 laps and every lap was only up and down, so one of the hilliest race I know. And so I'm really happy to win it because it was so hard and I'm totally exhausted right now, but it was worth it. So I was completely tired, but somehow I had to do this climb one more time. Yeah, but I was completely exhausted after.